Buongiorno da Leandro Maggi, Rovighi in diretta. Conferenza stampa nel comune di Loreo per l'esercitazione di protezione civile tra i gruppi di volontariato afferenti al distretti RO1. 2 giorni, sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre, nel comune di Loreo ci sarà appunto l'esercitazione a rischio idraulico. Ascoltiamo dai coordinatori dei comuni partecipanti alcune caratteristiche di questo incontro. Faremo questa cosa sia sabato che sia domenica, quindi parliamo di sabato 22 e domenica 23. Poi magari più sul tecnico faremo parlare Peter, che lui si occupa anche di lavoro e quindi sa come gestire certe cose. Niente, quindi mi fa piacere, dopo un paio d'anni fermi per causa del Covid che non ci ha permesso di fare queste esercitazioni, di riprendere questa cosa. Quindi si è deciso insieme agli altri gruppi del distretto Rovigo 1, infatti si chiama esercitazione distrettuale Rovigo 1, e praticamente andremo a simulare alcuni eventi in caso di forti avversità atmosferiche, come poi si verificano in questi frangenti, in questi giorni, insomma. Ormai il clima è cambiato e quindi il volontariato, che va a supporto di tutte le altre forze previste che fanno parte del sistema di protezione civile, il volontariato è un valore aggiunto a tutti gli enti. Quindi quando c'è maltempo, specialmente poi nei paesi piccoli, i primi che vanno fuori sono i gruppi di protezione civile. Però insomma si mettono a supporto e fanno quello o di vigili del fuoco o della polizia locale, e quindi fanno quello che danno una grossa mano, ecco, diciamo. Sì. Entrando un po' nel dettaglio di quello che è lo svolgimento, allora sì, diciamo che questa manifestazione si sviluppa in due step diversi. Quindi un sabato pomeriggio dove ci sarà un coinvolgimento più che altro operativo di tutti i volontari presenti, e lo step, diciamo, secondo step della domenica mattina, che più che altro è una parte conviviale e una parte dimostrativa. Come aveva già introdotto Cucchiari, ci sarà la partenza della colonna mobile dalla nostra sede qua di Loreo alle 14, arriveremo direttamente sul campo, ci sarà un briefing tra gli organizzatori e i coordinatori dei gruppi invitati e dei capisquadra e dei monitori che si occuperanno dell'illustrazione dei vari moduli, e dopodiché la prima cosa che verrà fatta sarà il montaggio del campo base. Quindi ogni gruppo avrà la propria tenda e nella prima fase ogni gruppo monterà il proprio campo base. Sul posto ci sarà già tutto organizzato, tutto programmato, con aree già riservate ad ogni cosa. Una volta completato questo modulo, dove ogni gruppo provvederà a montare il proprio campo, ci sarà un'organizzazione, una suddivisione di varie squadre operative di volontari, e nell'arco all'incirca di 3 ore più o meno, quindi dalle 16:30 alle 19:30, 20, queste squadre ruoteranno per partecipare a 3 moduli ben distinti. Questi moduli richiamano sicuramente il rischio idraulico, quindi ci sarà un modulo collegato all'utilizzo in sicurezza di motopompe. Ci sarà un altro modulo relativo al corretto rialzo arginale attraverso i metodi delle saccate. Ci sarà un terzo modulo relativo all'utilizzo di attrezzature particolari quali torri faro e anche gancio traino dei mezzi, quindi utilizzo anche di carrelli pendice, e un quarto modulo che sarà quello relativo al disboscamento, quindi relativo all'utilizzo in sicurezza di motoseghe.
La novità principalmente è l'utilizzo durante tutto lo svolgersi della manifestazione, quindi sabato e domenica, di volontari che hanno l'abilitazione all'utilizzo di droni. Quindi domenica ci sarà un modulo specifico dove verrà presentato l'utilizzo del drone. Dico solo che ben vengano esercitazioni come queste. Esercitazioni che vuol dire che ogni gruppo fa la sua, fa il suo lavoro, si addestra, si forma, ma insieme non è sempre facile lavorare. E quindi fare un'esercitazione con 4 comuni che fanno parte del distretto, e quindi Adria, Loreo, Rosolina e Porto Viro, non è facile, ma è bellissimo. È bellissimo per il futuro, perché? Perché quando si lavora insieme, e come in questo caso, ponendo un rischio idraulico, quindi abbiamo simulato il rischio idraulico perché siamo tra 2 fiumi e quindi il rischio maggiore è quello, poi c'è stata la pandemia che invece è arrivata di sorpresa e ci ha rovinato tutti, però siamo tra 2 fiumi e questo è il rischio più importante che ci riguarda. Quindi lavorare insieme vuol dire mettere insieme 4 gruppi di persone, di volontari che sono ben addestrati e ben formati, ma mettersi insieme e trovarsi, perché le squadre che lavoreranno domenica saranno, immagino, squadre miste, quindi ci sarà di Loreo, di Rosolina, di Porto Viro e di Adria, quindi sono gruppi misti, lavorano insieme, ognuno ha le sue abitudini, anche se alla base c'è una formazione importante che è uguale per tutti. Poi una cosa importante bisogna sapere che la protezione civile è l'ultimo anello della catena, perché molto spesso ci addossano colpe, ma la protezione civile ha le proprie competenze, che non sono tutte le competenze di protezione civile, ma è l'ultimo anello della catena. Quindi noi lavoriamo sempre e solo a supporto di forze dell'ordine e abbiamo competenza territoriale. Si esce dal territorio nel momento in cui ci viene richiesto dal prefetto, dalla regione o da qualche ente, perché c'è un'emergenza importante. Cos'altro dirvi? Giornata importante, giornata che vado a concludere, una giornata importante, una giornata dove ci saranno figure importanti, quindi ci sarà il confronto anche con la regione, ci sarà il confronto, anche la possibilità appunto di parlare con qualcuno della provincia, di potersi confrontare sui problemi, su quelle che sono le difficoltà. E poi un'altra cosa che mi sento di dire è quella che non dimentichiamoci che questi signori con la divisa gialla, tutti noi, siamo volontari di protezione civile e quindi quando saremo quel giorno lì o li vedete sulle strade, sappiamo che questi signori hanno la stessa responsabilità di un datore di lavoro. Quindi il volontario che agisce è un'associazione di volontariato, che ce ne sono tante, ma questa in particolare ha una responsabilità in più e questi signori lavorano gratuitamente. Lo dico perché molto spesso mi si rivolgono, vengono in comune e dicono vorrei iscrivermi alla protezione civile, ma c'è possibilità poi di avere lo stipendio? Non c'è possibilità. È un'associazione ed è tutto volontariato, quindi un plauso va a tutti i volontari perché si mettono a disposizione del proprio territorio, della gente del proprio territorio, portando tempo, dedicando tempo che sottraggono dalla loro famiglia, dalle loro altre attività e quindi insomma è un'associazione, questa un gruppo di volontariato che va insomma tanto di cappello a tutti. Vi ringrazio tutti, vi ringrazio da parte mia, ma da parte dell'amministrazione comunale che il collega Cucchiari è anche assessore in questa amministrazione, ma ringrazio tutti i gruppi di volontariato, tutti i gruppi di protezione civile che fanno parte del RO1 e credo che dovremo sempre investire, io parlo adesso da parte dell'amministrazione, credo che dovremo sempre investire sul fronte della raccolta forze, Peter, nel senso che incentivare quello che può essere l'iscrizione al volontariato per inserirsi dentro un gruppo che è dinamico, che è bello, che fa alta la qualità della persona e la visibilità della comunità. E dall'altra comunque un ringraziamento anche ai comuni limitrofi per quello che i gruppi insieme riescono a fare.